Mi deve raccontare un fatto di quando tu vivi a Santo Rocco e ti vestivi gli spini. 45 anni. 45 anni. E chi ti vestivi gli spini? E non avuto cuoco in guerra. Sì. Vedi che come arrivano due bombe di mortaio di grande capacità, che ognuno è chilo e pesa 6 kg e 300 grammi. A tanto manco così da facci e non mi scoppiano i due, che non trovarono terreno loro. Sabbia era, e senza calato, e non scoppiarono nessuno dei due. E quando metti la manera, metterai a reto figlio, metterai a reto, questo non mi struzzo, metterai a reto, questo non mi struzzo, e me ne vai. Io Santo Rocco mi esiste, voi solo mi potete salvare. E se il campo non dai fortuna mi torno a casa, mi vengo e non mi vesto in spina. Io ero a Francia che mi faticava. E il giorno di Santo Rocco, io vai a Santo Rocco mi vesto in spina. 45 anni, non un giorno. E allora ti cattano due bombe vicini. Una festivata e non scoppiare nulla dei due, manca a 20 cm dalla testa, che era contato così, manca a 20 cm dalla testa e non mi scoppiare nulla dei due, per me che fu un miracolo, per me fu un miracolo, apposta. Ok. E spero che non mi deverano mai, con la guerra non la venuta a casa. In alcun progetto lo sentite fischiare non avete mai paura. Quando lo sentite fischiare, un cazzo vicino, un cazzo 100 metri avanti di voi, un cazzo vicino. Uguale quando sentite un colpo di partenza e non lo sentite fischiare, se non l'avete in collo. Quando ho battuto nel gelo medico. O mi cacciano, o mi caccia in faccio tutto, o mi stoccano anche con un braccio. Fammi passare là.